Mi sono ricordata di questo e come da un paio di anni noi stiamo lavorando a questo, per far emergere dalla nostra spiritualità questa dottrina. Dottrina che poi si traduce in teologia, in filosofia, anche in estetica, anche in scienza, perché c'è dentro un po' di tutto nella nostra spiritualità. E ho capito che da lì uscirà una dottrina che non è legata ad un ambiente culturale particolare, come è Roma per esempio, ma è legata al carisma. E che il carisma è venuto da Dio. E quindi è legata in cielo. E che quindi viene giù come una luce bianca, cioè senza colore. Non ha il colore europeo, il colore africano, il colore americano. Ha il colore bianco, il colore del cielo. Ho detto, Dio ci ha dato in mano una cosa potente. L'Africa reclama l'inculturazione, l'America del Sud reclama l'inculturazione, l'Asia reclama l'inculturazione. Ma come si fa? Che teologia viene fuori? Non si può mica mettere insieme solo i semi del verbo e fare una teologia. I semi del verbo sono espressioni, sono canzoni, sono poesie, ma messi insieme quelli non ti fanno l'intero messaggio cristiano. Qui occorre un messaggio cristiano intero che viene giù in certo modo dal cielo e che può essere dato a tutti i diversi popoli, a tutte le diverse culture, perché poi sentendolo proprio, perché non viene dagli uomini ma viene da Dio, sentendolo proprio lo possano vedere con gli occhi della loro cultura particolare. Prima di tutto ci siamo accorti che abbiamo un'arma strapotente per l'inculturazione, che vorrei dire è solamente nostra, perché noi abbiamo il carisma dell'unità, e cioè la capacità, se viviamo l'ideale sul serio, non in fretta e in furia, non facendo attività e basta, e non facendo, non so, dormendo, ma se si fa veramente, di farsi uno. Farsi uno, sai cosa significa? Significa tagliare completamente la radice della tua cultura e entrare nella cultura dell'altro e capirlo e lasciare che si esprima e finché l'hai compreso dentro di te, e quando l'hai compreso allora sì potrai iniziare il dialogo con lui e passare anche il messaggio evangelico attraverso le ricchezze che lui già possiede. Il farsi uno che richiede l'inculturazione è entrare nell'anima, entrare nella cultura, entrare nella mentalità, entrare nella tradizione, entrare nelle consuetudini, capirle e far emergere i semi del verbo. Capite come è fatto?